Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Eccoci qua. Cosa dici, Rossella? Partiamo? Che siamo prontissimi e partiamo. Siamo prontissimi. Non abbiamo nessuno finora sulla mongolfiera. Ma come, scusa? Noi ci siamo già noi, mi sembra già un buon... Sì, lo so, ma dovremmo avere gli ospiti, anche un co-conduttore. Il co-conduttore arriva, siamo fiduciosi. Va bene, intanto diciamo di iscrivervi al canale di YouTube, mi raccomando, iscrivete, fate l'iscrizione, non costa niente, solo che vi arriva la notifica quando andiamo in onda e quindi sapete già, vi arriva l'indirizzo nuovo del programma. Iscrivetevi, controllate, andate a vedere anche il sito di Radio Nostra, che è radionostra.gimdo.com, come è entrato nella sigletta. E finita la sigla andiamo col primo brano, Uragano degli Urbania. Questo freddo nostalgico che è capace di congelare lacrime. Ogni alba delle 6 vista dal finestrino appannato di un mezzo rovinato. Io mezzo rovinato dal sonno arretrato. Potrei bruciare una maglietta con un respiro, ma questa vita mi sta stretta. Ed è una vita che si aspetta di non trovarmi vivo. E non so perché ancora resisto, domeniche vuote sprofondo nell'abisso. E senza un punto fisso resto in bilico. Toc toc, bussa alla porta un uragano, dice di chiamarsi Saro. Il nome mi fa un pochino strano, ma apro e giuro che non ci ho pensato più. Che noi non siamo forti, proprio come dice Saro, che ci vede morti. Ma noi non siamo forti, proprio come dice Saro, che ci vede morti. Come una fune troppo alta, come un rapporto chiuso, con urla in una stanza che mi stritola la pancia. Le storie nascono per finire e finiscono per nascere. Finiscono per nascere sempre con due ragazzi soli in una stanza. Toc toc, bussa alla porta un uragano, dice di chiamarsi Saro. Il nome mi fa un pochino strano, ma apro e giuro che non ci ho pensato più. Siamo forti, proprio come dice Saro, che ci vede morti. Ma noi non
siamo forti, proprio come dice Saro, che ci vede morti, ma noi sì siamo forti e vaffanculo a Saro. Uragano, pronto? Ci siamo? Vediamo un po' un attimino. Dov'è la playlist per la musica? Ecco qua, chiusa la musica. Allora, riusciamo a partire, Rossella? Ci Ma siamo? sì, hai visto che si è affollata un po' la navicella qua. La navicella? No, sì, ecco qua. Allora, buonasera Omar. Buonasera Ciao, Gianluigi, con fatica buonasera sei venuto su con la corda perché non ti ho visto Sì, Con la salire. carrucola. mi sono veramente arrampicato quest'oggi. Ah, Un saluto a te, un saluto a Rossella, come stai? E un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. bene, Omar ci parla da Liegi, e ci parla in italiano, come potete sentire. Esattamente, se volete vi parlo anche in spagnolo, ma non serve, Mm. immagino. Va bene. Va bene, con noi c'è anche il nostro primo ospite. Mettiamo allora anche l'immagine del nostro primo ospite, Alessandro Sartori. Buonasera Alessandro, Buonasera, mi sentite? forte e Forte e chiaro. chiaro. Forte e chiaro. Bene, sono Forte e contento chiaro, perché avevo dei problemi di collegamento, ma se Sì, mi in sentite effetti siamo a cavallo. no, noi siamo al cavallino, a dir la verità. Anche- Io sono a cavallo delle gru, visto che sarà l'argomento. Esatto, con Alessandro parliamo di queste gru che ultimamente ne abbiamo viste passare a bizzeffe sopra il cielo nostro, no? È il periodo. Sì, E sì. ne abbiamo anche sentite. Ah, E ne beh, abbiamo sì. anche sentite. Sì, è la gru, insomma, che non c'entra niente con gli aironi, perché è una famiglia a parte. È questo uccello, appunto, che anche nell'icografia, poi andremo a vedere perché, ma insomma, nelle favole, nell'icografia, insomma, è ben noto. Per cui, diciamo, nell'ignoranza che c'è un po' nei confronti della biodiversità di noi italiani, latini in genere, la gru è ben rappresentata. Poi andremo a vedere perché. E in questo periodo sono degli uccelli migratori di lunga distanza che migrano, nidificano nel nord dell'Europa. C'è una bella popolazione in Russia, Finlandia, anche in Polonia, ma anche in Germania, cioè nelle foreste e le zone umide, e hanno questa migrazione perché svernano in Sud Italia e in Africa, e poi hanno questi periodi che vanno e che vengono, solo che sono sempre di più. E se una volta era un evento eccezionale vederle passare, oggi diventa negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, oserei dire, una caratteristica della primavera e dell'autunno, una piacevole caratteristica. Perché, come diceva Rossella, sono molto, molto vocifere, per cui quando migrano hanno questo verso che scientificamente, tecnicamente si chiama verso di contatto. Ecco, adesso lo metto anche. Gli ascoltatori lo stanno ascoltando. Pronto? Sì, ci sei, è che ho messo il vociare delle gru. Il verso di contatto. Esatto. Così le persone dicono: ecco cos'era successo quella notte che sentivamo quel verso. Esatto, sì, perché sono anche rumorose, sono altissime. Sì, infatti questo verso di contatto che poi quando volano basse ti entra in casa, perché questa cosa che poi ho sentito molto quest'anno, perché sono passate loro nella migrazione primaverile, cominciano a febbraio, e quest'anno sono state anche un po', probabilmente con il caldo, un po' in anticipo, ma poi hanno proprio il picco a marzo, e a marzo sono arrivate delle nebbie, probabilmente con le nebbie volano un po' più basse, e ci sono state tante persone, penso anche la Rossella, ma a me stesso è capitato, che di notte si sono svegliate dicendo: o sto sognando le gru o ci sono le gru. E aprendo la finestra si è sentito in maniera molto chiara questo verso di contatto di questi uccelli che migravano bassi, e di notte poi, tra l'altro, nella nebbia. Per cui sì, veramente interessanti. Dicevo degli ultimi anni perché in passato non era così frequente, per cui le teorie sono due.
o che hanno leggermente modificato la rotta e tendono a passare sulle zone nostre del nord-est, oppure effettivamente, come dicono molti ricercatori, è una popolazione che sta bene, per cui sta aumentando di numero e ne passano sempre di più. Però è uno spettacolo fantastico. Ma Alessandro, come si riconoscono dagli altri tipi di uccelli che magari si spostano? Beh, guarda, che ci volano sopra le case in maniera così importante, cioè che delle volte vedi dei numeri veramente di 200-300, non è che ce ne sono molti, però è vero in città, perché delle volte sorvolano proprio le città, cioè Mestre, Padova, Verona, e non è che ci siano molti uccelli, perché altri uccelli che migrano in gruppo, tipo le oche o tipo anche i fenicotteri tengono una linea principalmente di costa, però può capitare di vedere numeri importanti di fenicotteri che stanno migrando o che si spostano, è più corretto dire che si spostano, oppure oche, anche loro vocifere, perché per esempio l'oca lombardella ha anche lei un verso di contatto. Diciamo che la gru si distingue perché ha le gambe lunghe e il collo lungo esteso, per cui non si può confondere con gli aironi che normalmente hanno il collo retratto quando volano, e tendono ad avere il collo un po' verso il basso, per cui difficilmente si confonde una gru dal fenicottero, però principalmente anche... Posso dire, possono confondere con le cicogne? Sì, ma numeri così importanti, No, questo sicuramente, perché anche le cicogne delle volte volano in gruppo, però tranne certi passaggi particolari dell'Africa o sul Bosforo, che te ne vedi numeri grandissimi, ma quando te vedi, che può capitare, 5-6 cicogne che migrano, sai già che dici una cosa eccezionale. Mentre le gru delle volte è impressionante, perché hanno questa formazione a V, sì, che però si sovrappone a un altro gruppo che è a V e un altro gruppo a V, per cui veramente sono dei passaggi che sì, è uno spettacolo fantastico che abbiamo gratuitamente e che da un po' di anni possiamo godere anche in città. Anche in città, che spesso uno dice, vabbè, abito a Mestre, cosa posso vedere di bello a Mestre? Ecco, guardando il cielo in questo periodo puoi trovare anche le gru, insomma. Le V di gru, benissimo. Esattamente. Dicevo prima, giusto perché poi, che è un uccello abbastanza noto, no? Perché se pensiamo anche, tutti conoscono la gru, perché nelle fiabe c'è, se pensiamo anche alle favole di Calandrino, della gru. Perché? Perché era un uccello che nel Medioevo c'era da noi ed era ben diffuso ed era anche una prelibatezza alimentare. E per cui se guardiamo nelle novelle e nelle icografie, ma anche nei mosaici, troviamo spesso la gru, perché è un uccello molto bello anche da posato, no? E se guardiamo anche la toponomastica, c'è Porto Gruaro è o vero. Gruaro, che deriva proprio da questo. È vero, e anche come simbolo hanno anche le gru nello stemma. Sì. Tanto è vero che se noi andiamo a vedere quando si è estinto questo uccello, che in Italia è estinto dall'inizio del secolo scorso, ma potremmo dire nella prima metà del secolo scorso si è estinto. Le ultime nidificazioni accertate, che sono del 1909, dove sono a Caorle e a Torre di Mosto. Per cui tutto torna anche in Porto Gruaro e Gruaro, e ancora adesso a Porto Gruaro c'è la festa delle gru, cioè per cui è proprio, quindi nella tradizione erano degli uccelli che probabilmente erano diffusi in tutta Italia, ma l'ultimo residuo, perché probabilmente molto cacciati, io non penso che siano così buoni da mangiare, No. ma forse questo aspetto regale che avevano, poi se la grua, probabilmente era un mangiare, diciamo, per nobili, e per cui erano molto signori.
E per cui un uccello che una volta c'era anche da noi e che però adesso è estinto, insomma, e non ci sono nemmeno le condizioni perché nidifichi. Mentre un'ulteriore notizia, e poi chiudo, è il fatto che sono sempre meno di passaggio, anche se ne passano a migliaia, ma sono in leggero aumento quelle che passano l'inverno da noi. Una volta era zone di svernamento, era la Sicilia, la Puglia, mentre qualcuna si fermava, tipo appunto alla Brussa di Caorle o nel Rodigino, perché fondamentalmente l'ambiente per passare l'inverno è un po' simile a quello che usano le oche, cioè dei campi abbandonati o perlomeno dei campi non molto frequentati, per cui la coltivazione intensiva in questo caso fa un po' il gioco anche della gru, come per le oche, purché non ci sia grosso disturbo. E negli ultimi anni questo piccolo contingente, che poteva essere ma veramente di poche unità, tanto è vero che negli anni 90 si pensava ci fossero 25 posti dove si poteva vedere le oche, le gru d'inverno. Questi siti sono aumentati sempre di più e oggi sono più di 60 posti dove d'inverno durante i censimenti si vede anche qualche gru. Quest'anno poi record perché nel Mezzano, che è una vasta zona del Ferrarese, si sono proprio fermate a migliaia per passare l'inverno. Per cui un po' gli inverni probabilmente più caldi e un po' questo gran numero di gru vuoi vedere che con un po' di fortuna potremo in futuro vedere le gru anche d'inverno e posate, perché vederle posate è una cosa fantastica, perché è un uccello regale, veramente molto molto bello da vedere, che però vediamo in volo. Anche in volo, insomma, è bello. Io mi ricordo di aver visto 2 o 3 anni fa, perché sentivo sto vociare, insomma, ormai dopo, quando uno sa, riconosce subito che sono le gru. Guardo in alto, ma sono state migliaia, ma erano altissime anche, che giravano attorno per dopo raggrupparsi e via che ripartivano di nuovo. Cioè, Perché secondo me, quando arrivano in nostre zone, cercano anche delle volte dei posti dove calarsi, però bisogna trovarle. E non sono poi così, per assurdo, tanto sono belle, visibili e chiassose in volo, vederle nei campi non è facile, perché la natura è incredibile, no? Questo uccello grande, altissimo, quest'inverno, per esempio, che io ho lavorato per i censimenti invernali nel delta del Po, mi hanno detto vai lungo sta strada, perché lungo sta strada normalmente svernano le gru, pare ne abbiano viste 2. E io giro sta strada, che era una strada di campagna lunghissima e deserta, e non vedo nessuna gru. E allora ogni tanto mi fermavo, smontavo e guardavo proprio col binocolo, come cercassi qualcosa di piccolo e di mimetizzato. In realtà cercavo degli uccelloni enormi, no? Beh, a guardare col binocolo sull'orizzonte, su proprio sta zona coltivata con qualche rimasuglio di pannocchia, ne ho contate 21 in gruppi diversi, per cui è un animale anche mimetico, per assurdo. Per cui però vederle posate o che si spostano anche di solo 30 metri e poi vanno a riposarsi è veramente un uccello bellissimo da vedere, insomma, elegante. Ma cui la quindi speranza... tu dici, Alessandro, scusa, che non c'è nessuna speranza che si fermino, che ridiventino stanziali qui da Mancano noi? un po' i presupposti, nel senso che sono quegli uccelli che hanno bisogno di una gran tranquillità quando nidificano, e mentre gli aironi vanno nelle garzaie, perché anche gli aironi sarebbero molto delicati, ma le garzaie vengono sempre poste in dei luoghi di difficile accesso, per cui anche se noi abbiamo molte garzaie nel Veneto, in realtà arrivarci sotto e disturbare questi uccelli è veramente difficile. Cercano sempre delle isole o delle zone dove hanno dell'acqua attorno o impervie. E la gru non nidifica in garzaia, la gru ha i suoi nidi, un po' come le cicogne, ed è difficile, insomma, però mai dire mai, perché la natura
Spieghiamo, scusa Alessandro, velocemente, perché quelle 2 o 3 persone che magari non sapessero cos'è una garzaia. Sì, allora la garzaia è un luogo dove nidificano gli aironi che sono tendenzialmente coloniali, per cui fondamentalmente è una colonia di aironi che diventa una colonia interspecifica, cioè all'interno di uno stesso boschetto noi possiamo trovare l'airone cenerino, la garzetta, l'airone guardiabuoi, spesso si mischiano anche con i cormorani o il marangone minore, per cui sono delle vere e proprie città chiassosissime di ardeidi o cormorani, per cui aironi o cormorani, che fanno proprio del vivere in gruppo la strategia difensiva. Non è che difendano poi così tanto il territorio, ma il fatto di nidificare insieme gli dà una certa tranquillità, e anche il predatore non si fida a entrare in un luogo dove ci sono delle volte centinaia di specie diverse che nidificano. E anche poi hanno la tendenza a nidificare in maniera sincrona, per cui cercano di avere i pulcini sempre nello stesso periodo, in maniera che diciamo i cicli siano simili. Ovviamente l'airone cenerino nidifica presto insieme ai cormorani, mentre magari la garzetta nidifica con altri aironi più verso aprile, insomma. Per cui le garzaie sono dei luoghi molto popolati di uccelli che nidificano, però estremamente delicati, perché se una garzaia viene disturbata, in giro di pochi anni perde tutta la popolazione. Ok, grazie. Va bene. Faremo una puntata sulle garzaie, via. Ok, Sì, la prossima perché saranno c'è le anche così. la prossima saranno le garzaie, però io direi che la prossima sarà sugli sciacalli. Ah sì, questa novità. Questa Sì, sì, novità volentieri, di questa volentieri. settimana, che a Chioggia c'è questa coppia, no? Sì, sì, Vabbè. che sì, volentierissimo, anche perché questa invece è una specie che la gente proprio non sa nemmeno che esista lo sciacallo, per cui esiste la volpe, esiste il lupo e in mezzo c'è lo sciacallo. Lo sciacallo, ma in giro ce ne sono di sciacalli, forse. Sì, Stavo diciamo aspettando. che non è conosciuta come animale, ma da molti anni li conosciamo nella società. Esatto. Esatto. Va bene, Ok, Alessandro, perfetto. grazie mille. Grazie. Io adesso mi lancio dalla mongolfiera, Sì. mi sono portato il paracadute. Ci hai Mi messo, raccomando, informazione a V. Ok, perfetto. Cioè, No, me- lì non accettano umani nelle loro formazioni. Devo scendere lentamente col paracadute. va bene. Ok. Mi Buona raccomando. puntata. Ciao, grazie. Ci hai messo un brivido di Urbania. Ok, grazie. Un po' sospeso e non sento brivido. Ti prego non andartene, sono un ragazzo fragile. Ho visto 13 e mi sono messo a piangere e ridere con te è più facile, ma non per questo spesso noi perdiamo le lacrime in bagno, chiusi dentro 1 metro di spazio e taglio ogni lineamento dal tuo volto bianco, perché tutto quello che mi piace mi fa male. E mangio sushi fino a vomitare e giuro non mi so fermare, giuro non ti so ascoltare. E mangio sushi fino a vomitare e giuro non ti so lasciare. E poi ripenso al tuo sguardo perso lontano da me, troppi anni, troppo tempo, perso troppa carne. Se ti sto distante non riesco a chattare, non mi sento più le gambe, fumo intenso nella pelle, la tua sgretolata a terra, ustionata al sole, ora sotto una coperta e non cerca persone, non è pronta per la guerra. Sono troppo caldo io per lei che è troppo fredda. E ballo un po' sospeso e non sento brivido, e sopra la pelle d'oca c'è scritta una strofa. Mentre mi mordi il collo, finisce il mondo dentro ad un sogno, tipo in un secondo. Rabbia verso il primo che è arrivato al tuo corpo. Per me è un uomo morto, ma non so far male. Mangio sushi fino a vomitare, non mi riesco a fermare se continua a far male. La mia vita intercostale è diventata un dolore mortale e mi scelgo la bara da solo. Io ne voglio una larga che dentro ci suona e ammazzo il tempo nel sottosuolo, urlando le mie
strofe forti come tritolo e tu balla un po' sospeso e non sento brivido e balla un po' al mio funerale, non sento questa noia mortale e sopra la mia lapide suona la migliore strofa di una voce fioca. Sospeso e non sento brivido e balla un po' al mio funerale, non sento questa noia mortale, ballo un po' sospeso e non sento brivido. Brivido, gli Urbania che dopo saranno con noi. Alla fine, come sempre, abbiamo il nostro gruppo musicale che chiudiamo con loro il programma. E secondo ospite è arrivato, sì, ti vedo, Gianandrea, vediamo anche se ti sentiamo. C'è Gianandrea Mencini con noi. Ciao Gianandrea. Aspetta, avevo il microfono io spento. Benvenuto. Bentornato a bordo. Grazie, adesso ci sentiamo, sì, non funzionava il cellulare, scusatemi. No, figurati, ma sei rientrato giusto con la scaletta di emergenza della nostra mongolfiera, sei con un balzo sei riuscito a montare nella nostra navicella. Allora, perché abbiamo chiamato Gianandrea? Perché è uscito col suo, diciamo, secondo libro, seconda puntata delle tue inchieste. Sì, esatto, sì, una seconda puntata, anche questa delicata come la prima, e sempre appunto che interessa le terre alte, quindi le montagne italiane. Allora, con Bioavversità esci con appunto il vizio delle monoculture nelle terre alte, appunto in montagna. Queste monoculture che all'interno del libro parli della vite, del nocciolo. Sì, esatto, sì. Diciamo che avevo iniziato, come giustamente ricordavi, ne avevamo anche parlato, mi sembra, tempo fa, in coda, una trasmissione dedicata alla Laguna di Venezia o un altro libro, sui pascoli di carta, che avevo fatto questa indagine sulle mafie dei pascoli, si chiamate così, e sulle speculazioni negli alpeggi, dove ci sono delle truffe ancora purtroppo attuali, sulla PAC e sui pagamenti della Comunità Europea in agricoltura. E in questo viaggio ero riuscito in questo viaggio avevo anche, parlando con delle persone, capito che c'era qualche altro problema nelle nostre montagne, e che erano legate alla perdita di biodiversità ambientale, soprattutto nel campo agricolo, a causa dello sviluppo, dell'espansione e diffusione delle monoculture, che nel nord-est le conosciamo un po' tutti, riguardano soprattutto lo sviluppo del prosecco, mentre poi nel Trentino, dove sono stato, riguardava invece lo sviluppo dei mele, soprattutto nella Val di Non, dove ho visitato e intervistato diverse persone. Poi sono sceso in centro Italia e ho affrontato un altro delicato tema, che è quello che riguarda i noccioleti, che si stanno diffondendo un po' in tutto il Lazio, in Umbria, a dire il vero anche nel Veneto, dopo magari ve lo ricorderò dove, ma anche in Veneto si stanno diffondendo, legati a delle note marche dolciarie, come i Meletti, una nota marca che grande produzione appunto di mele,
che stanno invadendo insomma le colline, le montagne, con delle ripercussioni sulla biodiversità agricola. Però ci sono anche esempi positivi in questo libro, come nel precedente Pascoli di carta racconto anche degli esempi virtuosi. Ce ne sono tanti che sviluppano, che lavorano soprattutto il biologico e che riescono a sviluppare, a vendere prodotti, stare nel mercato con prodotti di nicchia, ma molto legati al territorio, alla storia rurale del territorio, difendendo quella promiscuità agricola che queste grandi monoculture stanno un po' oggi mettendo in difficoltà. Proviamo, Andrea, a spiegare un po' meglio perché la monocoltura, che è anche una monocultura in qualche modo, no? Esatto. Ecco, perché è così? Per esempio, il tanto osannato Prosecco, no? Che poi tutti quanti, insomma, apprezziamo in certi momenti, ecco, però perché invece è dannosa l'estensione che c'è adesso di coltivazione? Non so, ecco, dannosa forse non voglio entrare in questo, usare questo termine, nel senso che il libro è molto delicato, il tema che tratto è molto delicato, è molto complesso. Il problema legato al prosecco, come le grandi monoculture, non lo scopro io, è scritto in numerosi documenti anche ufficiali, alcuni di ISPRA che riporto nel libro, quindi insomma stiamo parlando di una documentazione di carattere scientifico. E comunque in generale, anche per quanto riguarda gli altri prodotti, le monoculture, ahimè, questa cultura intensiva, massiva, che deve produrre molto perché è basata sulla quantità e sulla richiesta della grande distribuzione. Come Rossella diceva, appunto, beviamo tutti il prosecco, c'è una grande richiesta. Questa necessità di trasformare in una cultura intensiva che per produrre così tanto gioca forza anche bisogno di un uso della chimica, di fitofarmaci, di pesticidi, secondo la legge sicuramente, ma per esempio viene ancora usato il glifosato, che è considerato cancerogeno, è utilizzato per molto tempo, sono stati utilizzati tanti pesticidi, fatti tanti trattamenti nel prosecco, oggi meno, però la chimica rimane. E nel libro, per esempio sul prosecco, che magari è più vicino a noi, ho tranquillamente intervistato sia il direttore del Prosecco Doc, che per esempio il direttore del DOCG, quindi del Conegliano Valdobbiadene, un po' la sede una volta storica del Prosecco, prima che si allargasse in tutta la pianura fino al Friuli Venezia Giulia. Ho intervistato la loro esperienza, il loro business che porta benessere, porta ricchezza, ma anche ho intervistato testimonianze di chi, per esempio, ha subito questi trattamenti con le ripercussioni di natura ambientale e di natura sanitaria, perché ormai è talmente vasta questa produzione di cui il prosecco molti ce l'hanno sotto casa, a contatto dei propri giardini. Le derive, ovvero la diffusione dei pesticidi che va oltre alla zona in cui viene sparato e trattato, ha causato, secondo le testimonianze del raccolto, delle difficoltà, insomma, delle criticità ambientali, sanitarie e sociali. Io racconto questo facendo parlare tutti, testimonianze, tante testimonianze di chi produce, di chi subisce questa produzione, cercando appunto di evidenziare però la necessità di intervenire con un maggiore sviluppo, agricoltura sostenibile, con meno chimica, anche per raggiungere un po' anche gli obiettivi della Comunità Europea, che come sapete con la direttiva, Farm to Fork, dall'azienda al piatto, prevede entro il 2030 la riduzione
dell'uso di fertilizzanti del 50% e anche della chimica, e anche uno sviluppo di una produzione agroecologica sostenibile al 25%. Quindi ci sono anche delle tappe importanti che ci sono imposte dalla Comunità Europea. Penso che ho ritenuto opportuno evidenziare le ripercussioni anche che hanno queste produzioni nel territorio italiano. Ecco. Prosecco a noi è più noto, ma vi posso assicurare che anche i noccioletti, piuttosto che i meleti in Val di Non, non scherzano come diffusione e anche che vanno a sostituire anche altre produzioni agricole. Sì, anche il paesaggio ne risente, no? Di queste monoculture, certo. Perché a Val di Non vedi tutto un sterminio di meleti che non vedi la montagna, no? Quello sì, hai ragione, sono d'accordo con te. Io non ero mai stato in Val di Non. Quando sono andato per questa inchiesta, per il nuovo libro, sono rimasto veramente colpito dalla incredibile diffusione di meleti un po' dappertutto, no? In parte hanno preso il posto dei boschi, anche se ci sono ancora, la valle comunque, per esempio in questo periodo, sono stato proprio in aprile. Il paesaggio è molto bello, fanno addirittura appunto weekend per i turisti, no? In Val di Non, perché c'è la fioritura e è un paesaggio che si colora, molto molto bello, interessante, però anche lì è un paesaggio che però, se lo vediamo solo dal punto di vista estetico o dal punto di vista di chi produce e che porta benessere, è uno straordinario paesaggio. Se però andiamo a guardare sotto e anche le conseguenze per avere questo benessere, questa ricchezza di produzione, le conseguenze di natura ambientale o di perdita di biodiversità, perché ormai nella Val di Non si fa solo meleto, appare evidente. Anche poi contrasti con la comunità locale che racconto nel libro, quindi molti comitati di cittadini, di mamme preoccupate per i loro figli che giocano negli asili, nei giardini degli asili, che sono a contatto con questi meleti. L'uso della chimica nei meleti comporta anche l'altra faccia della medaglia. Racconto certo il business, capisco l'occupazione, la grande ricchezza che ha portato in una valle che poteva spopolarsi, ma bisogna anche guardare l'altro lato delle conseguenze di una sempre più di questa ampiezza, insomma, della monocultura. Sono aspetti che volevo evidenziare in questo libro. Hai trovato qualche difficoltà qualche reticenza, non so, nel ricercare quello che cercavi? No, devo dire di no. Ho avuto qualche problema con un'azienda che preferisco non citare. Ho invece avuto, no, per il resto devo dire ho avuto un ottimo rapporto sia con i grandi produttori, a parte un'azienda, come dicevo, non per colpa mia ovviamente in questo caso, e ovviamente ho avuto dei contatti con i produttori, anche chi produce proprio per queste aziende, che sono quasi delle grandi cooperative formate poi dai tanti piccoli, neanche tanto, coltivatori o di mele piuttosto che prosecco, che portano poi appunto, e con i quali ho avuto una tranquilla ma anche chiara appunto discussione che riporto nel libro, e queste testimonianze sono varie, tra chi appunto evidenzia l'importanza di questo sviluppo della monocultura, e chi invece appunto dimostra anche l'altro aspetto che ricordavo poc'anzi, ma che anche evidentemente lì è anche l'altro aspetto positivo, a mio avviso, del libro. Positivo intendo del messaggio che voglio dare, non che poi saranno i lettori a giudicare se è fatto bene oppure no. L'altro aspetto positivo è invece che è un libro anche che parla in positivo. Scusatemi di ripetermi della parola, perché ho ascoltato tanti coltivatori che, come ricordavo prima, che hanno riscoperto vecchie culture della storia agronomica del loro territorio, si sono anche opposti a questa monocultura, hanno sviluppato nuovi prodotti rurali, tradizionali, biologici, molti sono produttori biologici, credono nel biologico,
e in taluni casi cito per esempio nel libro una bellissima esperienza in una bellissima azienda nei Monti Cimini nel Lazio che produce nocciole bio. Dimostra anche che si riesce a stare nel mercato senza dare il proprio prodotto alla grande distribuzione, alle grandi aziende. Sappiamo insomma bene le nocciole cosa servono a una grande produzione. Ecco, invece questi appunto hanno un loro mercato biologico, fanno una crema, vi posso assicurare, di nocciola squisita, danno occupazione, hanno anche una promiscuità agricola, dimostrano di poter stare nel mercato. Ecco, quindi scrivo di molti esempi che fanno capire che c'è anche un'alternativa, insomma, alla grande distribuzione o alla grande monocultura. Quindi si può. Chi dice che non si può, secondo me sbaglia, perché nelle testimonianze che riporto nel libro mi viene detto proprio l'opposto. Quindi questi produttori che hai incontrato, infatti volevo chiederti, ma giustamente, ecco, che raccontano storie positive, perché poi uno dei problemi della monocoltura è lo squilibrio che si crea e per questo aumenta, no, la necessità di pesticidi e di... Certo, e di assolutamente. Ma per spiegare sempre questa, oltre a questa azienda dei noccioli nel Monti Cimini, poi anche altri mi hanno spiegato che sostanzialmente ci sono delle modalità, perché la cimice, che è la preoccupazione principale per i noccioli, piuttosto altri parassiti per le mele o per i vigneti, no? C'è chi utilizza delle sostanze biologiche, nel caso per esempio ricordato prima dell'azienda dei noccioleti, usa una sorta di sapone di Marsiglia che riesce a uccidere i piccoli quando si trovano nei noccioleti, i piccoli di questi cimici che sono il terrore appunto per i produttori di nocciole, riesce a soffocarli, questa pattina di sapone di Marsiglia che ho visto, mi ha mostrato nella loro azienda, e che quindi in questo modo impedisce alla cimice di poter attaccare il frutto. Ma ovviamente lui dice ci vuole molta attenzione, nella produzione bio ci serve molta più attenzione rispetto alla semplicità di sparare il pesticide, però riesce a combattere anche il parassita. E paradossalmente mi spiegava che il fatto che il nocciolo sia circondato da biodiversità, da vegetazione, da piccole aree umide, e dunque sia circondato dalla vita naturale, no? Perché non è stata distrutta dai diserbanti che vengono... Questo fa sì che paradossalmente la cimice attacchi di meno il noccioleto, perché si trova all'interno di un ecosistema dove appunto può attaccare eventualmente altra vegetazione o comunque non esclusivamente il noccioleto. Per cui molti produttori di noccioli biologici si trovavano in questa situazione che, essendo vicino a delle zone dove sparavano e pesticidi, insomma, usavano i pesticidi e quindi erano noccioletti convenzionali, si trovavano praticamente in difficoltà perché c'erano più parassiti, e questi andavano poi di fatto, scappavano e andavano maggiormente sulla loro, e quindi si trovavano anche in profonda difficoltà e spesso dovevano anche alcuni hanno dovuto abbandonare il bio perché erano contaminati sostanzialmente queste sono esperienze che racconto nel libro e che secondo me arricchiscono e danno anche un aspetto importante di positività. Non è sì, ecco, non è una denuncia, un'inchiesta sulle monoculture. Io lo vorrei vedere più un libro positivo. Di conoscenza. Di conoscenza, di dimostrazione che c'è anche un'alternativa. Certo. E che non è poi campata in aria, perché la stessa Comunità Europea ci fa andare in quella direzione. Certo. E quindi insomma è importante che spero che possa essere un messaggio importante.
ogni tanto ce lo chiede l'Europa, va anche bene, no? No, certo, su molti aspetti, adesso non entriamo nel tema della comunità europea, per carità, ma non c'è dubbio, questo anche per per le mie competenze anche che vanno oltre la mia attività di scrittore, diciamo, anche di lavoro, eccetera, e non c'è dubbio che sull'aspetto ambientale, dei cambiamenti climatici, della tutela della natura e della biodiversità, la comunità europea eroga numerosi fondi, numerosi progetti, numerosi bandi, ed è sicuramente dal mio punto di vista un elemento positivo, non solo per il nostro paese, ma per chi aderisce alla comunità europea. Veramente da quel punto di vista si fa un ottimo lavoro, a mio avviso, non sempre riconosciuto dai Paesi membri. Sì. Sì, vabbè, qua ci fermiamo perché... No, vabbè, non so, sono qua, non vorrei aver parlato troppo, non essere stato chiaro. Ci fermiamo sul discorso che non viene riconosciuto dai Paesi membri, perché spesso, insomma, la volontà politica poi va in un'altra direzione. Certo. Quindi, no, assolutamente, anzi, molto interessante quello che ci racconti. Sì, allora una volta che mi trovavo in Val di Non con degli abitanti di Trento, mi ricordo che una mi ha detto, c'erano tutte queste mele rosse, tante, tutte in ordine, in fila così, e io sono rimasta un po', dico, ma che bello, no? Sì, dice, sono le mele di Biancaneve. Rossella, non so se avete visto l'ultimo numero uscito qualche giorno fa dell'Internazionale, una rivista che importante, parla delle mele, sì. Parla delle mele e infatti ho detto guarda com'è attuale anche il mio libro, perché è un'indagine che ho letto, un'indagine che riguarda l'Alto Adige e l'uso dei pesticidi che vengono usati spesso anche proprio per rendere queste mele in modo molto attraenti, no? Perfette, che per essere vendute nei grandi distributori, nei grandi supermercati. E questo mi ha fatto pensare, al di là dell'inchiesta che vi invito a leggere perché è molto interessante e ci fa anche avere un'idea diversa dell'Alto Adige, secondo me, che lo vediamo sempre come qualcosa da imitare. In questo caso forse se leggete l'articolo qualcuno si farà più di qualche riflessione sull'Alto Adige, ma al di là di questo mi ha colpito proprio il fatto che l'uso che fanno di alcuni prodotti per rendere proprio così lucide e belle queste mele, per attrarre il consumatore, mentre magari una mela bio che è ammaccata, ma che non ha avuto appunto nessun trattamento, viene lasciata là perché è brutta e magari è gustosissima e buona. Ecco, io penso che in tutto questo sia importante oggi anche un po' la sensibilità del consumatore, e anche probabilmente bisognerebbe formare il consumatore anche alla spesa, no? A una spesa attenta, una spesa sostenibile, perché appunto leggendo questo articolo capisco che se il grande mercato ha bisogno di mele perfette per venderle e magari le bio non le porta nei mercati perché appunto vengono lasciate là perché il consumatore le vede un po' sporche o con qualche... Ecco, allora penso che sia importante anche formare un consumatore in modo più attento alla scelta più sostenibile e anche meno impattante dal punto di vista ambientale. Certo. Io ho una domanda per Gianandrea. Dove possiamo trovare il tuo libro? Hai un sito? Vuoi... Allora, ho un sito personale dove però non si trova il libro, si trova sostanzialmente tutte le varie informazioni sulle mie pubblicazioni. Il libro si può trovare in libreria, è Kellerman Editore, che è una casa editrice di Vittorio Veneto, molto impegnata, che ha una collana di saggistica su temi anche legati all'ambiente, alla sostenibilità. È in libreria dal 22 febbraio, è appena uscito. E si può trovare quindi nelle librerie, se non c'è si può ordinare, ma è nella grande distribuzione, se no nei normali piattaforme online da Mondadori, Feltrinelli, Amazon, IBS si trova assolutamente, insomma, disponibile. 16 euro, 17 euro mi pare, no? 18 euro, sì, è un po'...
Pascoli di carta era 16 euro, questo è 18 perché ha un po' più di, è un po' più, c'è un po' più di pagine. ha più pagine, è più corposo. Se ho ancora tempo vorrei anche ricordare un capitolo che è dedicato, che è un esempio positivo, un'esperienza per me bellissima che voglio ricordare, che è un capitolo dedicato al Molise e a un paese, Castel del Giudice. Che ricordiamo, il Molise esiste. Il Molise esiste, esatto, parte così il mio capitolo. È stato un viaggio che ho fatto il giugno dell'anno scorso a Castel del Giudice. Mi avevano segnalato questo comune virtuoso che da uno spopolamento che era arrivato a circa 50 abitanti, adesso supera 300, grazie a una capacità incredibile di Lino, che è il sindaco di Castel del Giudice, e della sua giunta, che hanno fatto una public economy insieme agli abitanti del posto e degli abitanti rimasti legati al proprio territorio, ma che ora che erano immigrati, come è successo spesso per quei paesi del centro-sud verso il nord, soprattutto a Milano e a Torino, e che hanno messo fondi per creare questa public economy che ha creato la Melise, che sta per Mele e Molise, e che è un'azienda dove lavora la maggior parte, non tutta, la maggior parte della popolazione, e che produce delle mele biologiche squisite, e tutto il territorio ormai è assolutamente dedicato alle mele bio, perché è un territorio incontaminato. Adesso hanno però loro lungimiranti, hanno fatto promiscuità e quindi agricola, quindi oltre alle mele c'è anche una birra artigianale che fanno loro bio, producendo luppolo loro sempre bio, c'è l'apiario di Castel del Giudice, quindi ci sono milioni di api che girano per il territorio e fanno loro miele. È una piccola oasi di biodiversità straordinaria, che ho voluto raccontare nel libro, a dimostrazione anche che esistono esempi di questo tipo. Esistono anche una regione che noi non ci ricordiamo mai, che è il Molise, che invece vi posso assicurare è molto bella, davvero. Che bella questa storia, bellissima. Sì. Delle api ci piace molto, magari poi metteremo un pezzo sulle api, Gian? Sì. Le api, sì, veramente, guardate, questo capitolo, se lo leggerete, insomma, se comprerete il libro, se vi va... chi l'ha letto mi ha detto, e si vede che sei stato colpito da sto posto, perché l'ho scritto proprio con il cuore, perché è stata un'esperienza molto bella. Anche gli abitanti molto aperti, molto sensibili a certi temi. È stata veramente una bella scoperta. Bene. Un po' quelle storie di film, quei film, no, così, in cui c'è un momento iniziale drammatico, così tutti vanno via dal paesuccolo e poi appunto arriva l'idea geniale. E questo però è vero, non è un film. Bello. No, questo è vero. Poi hanno anche integrato, hanno fatto una grande integrazione sociale, quindi alcune persone che erano sbarcate a Lampedusa l'anno scorso sono state integrate nel paese, lavorano nell'azienda Melise dopo tutto un percorso di formazione. Ci sono quindi molti immigrati che lavorano attivamente, i loro bimbi vanno negli asili, nelle scuole del paese. Veramente io sono rimasto molto colpito, è un esempio veramente interessante di integrazione di resto, appunto, sia sociale che ambientale, visto le produzioni che fanno. Va bene, Gianandrea, grazie mille, e aspettiamo il prossimo anno per il terzo. No, beh, adesso già Pascoli di carta è stata dura e molto delicato. Però hai vinto anche dei premi con Pascoli di carta. Sì, no? Sì, ho avuto, guarda, dopo tanto tempo che scrivevo, grande soddisfazione. È stato un libro, è molto complesso, molto difficile da leggere, non lo metto in dubbio, ma ho vinto 3 premi, per me è stata una gioia, non tanto che premiava un po' un lavoro che avevo fatto, ma premiava un'inchiesta che parla anche di mafia, con la prefazione di Don Ciotti. Insomma, esatto. Era stato veramente un libro importante. Questo spero che lo sia anche questo, perché tocca altrettanto temi delicati. E poi magari mi prenderò una pausa, ma riscriverò un romanzo un po' più leggero, anche per evitare sempre un po' di criticità su come devo parlare, non citare i nomi, perché oggi, non è facile, come sai già, fare certi libri o fare certi articoli di inchiesta sei sempre borderline. Dopo no? ti arrivano le raccomandate verdi a casa, e quindi non è... Sì, esatto, solo che sai, non vi
vivo immerso nella ricchezza, per cui farebbero presto a disintegrarmi. No, questo no, perché il libro è molto moderato, è molto tranquillo, ci mancherebbe. Va bene, Però allora, uno che lo legge allora capisce. diciamo Pascoli di carta, Gianandrea Mencini e Bioversità, compriamoli e comprateli tutti e due E leggiamoli esatto, e raccontiamoli. dai. e raccontiamoli. Va bene, grazie mille Grazie a Gianandrea. tutti, Adesso, grazie ancora di avermi adesso ascoltato. Gianandrea parleremo di lana, che è difficile, anche qua abbiamo scoperto che Sì, la lana... sì, è un rifiuto speciale, lo scrivo anche Esatto, nel libro, ecco. è incredibile Ah, come ecco, vedi? Sì, l'ho scritto su un capitolo dedicato al pagotto, agli agnelli e dell'alpago, che recuperano la lana e fanno maglioni, fanno altri prodotti, e appunto io constatavo questa incredibile storia del fatto che gran parte della lana viene buttata via, e parliamo tanto smaltita come rifiuto speciale, e poi invece noi parliamo di economia circolare, di riciclo, Esatto. e trattiamo come rifiuto speciale la lana, veramente un Esatto. paradosso incredibile. Va bene, grazie Gianandrea, ciao. grazie a ciao. tutti, ciao. Ciao, grazie. Le feste non mi piacciono come la vodka liscia scorre per fermare tutto questo sangue. Una ferita aperta qualche mese fa, con un coltello da cucina sulla lingua. Ti prego non parlare e non toccare la mia schiena, quando c'è la luna piena e quando tutto non si avvera. E vorrei solo smettere di respirarti, ma senza aria prima o poi affondi. E prima o poi affondi, affondiamo tutti quanti. Prima o poi affondi, e affondiamo tutti quanti. Sento che non hai mai capito niente di tutto quello che faccio, dei graffi sul braccio, di quando mi impaccio, di come ti piace, di si legge in faccia anche in una giornataccia piena di pioggia, pioggia cade come lacrime sull'asfalto, come stanza, lacrime sul mio parquet. E vorrei solo smettere di respirarti, ma senza aria prima o poi affondi. E prima o poi affondi, affondiamo tutti quanti. Prima o poi affondi, e affondiamo tutti quanti. Le feste non mi piacciono come la vodka liscia scorre per fermare tutto questo sangue. Una ferita aperta qualche mese fa, con un coltello da cucina sulla lingua. Ti prego non parlare, non toccare la mia schiena, quando c'è la luna piena e quando tutto non si avvera. E vorrei solo smettere di respirarti, ma senza aria prima o poi affondi. E prima o poi affondi, affondiamo tutti quanti. Prima o poi affondi, e affondiamo tutti quanti. Ti prego non parlare, non toccare la mia schiena, quando c'è la luna piena e quando tutto non si avvera. E vorrei solo smettere di respirarti, ma senza aria prima o poi affondi. E prima o poi affondi, e affondiamo tutti quanti. E prima o poi affondi, e affondiamo tutti quanti. Rieccoci qui, tornati nella nostra mongolfiera. E Rossella, dove andiamo adesso con la mongolfiera di Radio Nostra? Andiamo a Piombino d'Ese, in provincia di Padova, se non sbaglio, dove troviamo Paolo Appodia che lavora un prodotto che fino ad adesso noi abbiamo pensato che fosse
un rifiuto speciale anche un po' complicato da smaltire, come ci hanno raccontato i pastori che abbiamo avuto le scorse settimane. Salve Paolo. Salve, salve. Allora, questo prodotto speciale diventa invece delle bellissime cose nelle vostre mani? Sì, noi da circa 4 anni abbiamo cominciato a produrre con la Lana Italia di nostri prodotti. Noi lavoriamo alla Lana Italia da circa 20 anni. La nostra azienda è ormai saranno quasi 55-56 anni che esiste. È sempre stata nel mondo tessile. Da circa 20 anni ho riscoperto le lane italiane. Cosa succede? Purtroppo le lane italiane non sono competitive con le lane estere. Per quello diventa molto problematico lavorare queste lane e molta gente le smaltisce perché non vale la pena. Posso dire che lavorare 1 chilo di lana Italia costa 3 volte quella che può arrivare una qualità dalla Nuova Zelanda che costa 3 volte meno. E quindi che problema hanno queste lane italiane? Perché sono così complicate da lavorare? Perché da noi non c'è più la selezione, non esiste più la selezione. I pastori per loro è un costo, e mi rendo conto. Io ho anche provato a trovare, che ne so, 10 pastori o massimo 20, cioè che diano un certo quantitativo per poter lavorare queste lane e che tutti possono guadagnare, ma non vedo che non è possibile. Cioè, quindi ci dovrebbe essere il pastore che dovrebbe curare un po' di più la pecora, che così la lana viene di qualità migliore, in questo La lana senso? viene di qualità migliore, ci sono meno problemi nella lana, perché la lana non è, cioè, è una fibra cioè animale. Cosa succede? Esistono dentro la pecora, come noi abbiamo il cappello bianco, nella pecora si chiamano i peli morti. Quelli non tingono. Le nostre lane sono piene di questi peli morti, diciamo. Purtroppo quando uno va a fare dei capi, quei peli rimangono, la lana morta rimane bianca, non prende colore. E difettato, cioè sarebbe come avere una maglia, un maglione nero, color nero, tutto pieno di pelini bianchi. Sì. Mentre allora le lane estere la curano, cioè già viene curato maggiormente, diciamo, il pelo della pecora? Sì. Ecco, faccio che io, se no mi arrabbio sempre. Il pelo sono tutti gli altri animali. La lana, Scusate. no, perché quando mi dicono lana di Kashmir, no, è un pelo di Kashmir. O lana di cammello, invece è pelo di cammello. Solo la lana la fa la pecora. Ecco. No. E purtroppo, guarda, vi dico le problematiche. Allora, 1 chilo di lana Italia, di lana italiana, quando è la fine costa, come dicevo, 3 volte tanto le altre lane. Allora, le nostre lane purtroppo hanno il problema di inquinamenti, di polipropilene, che sono i spaghi che raccolgono da terra. Hanno molte problematiche. Invece quando io vado a comprare, che ne so, una lana della Nuova Zelanda con le stesse caratteristiche, che è molto più dolce come mano, mi costa €1, faccio un esempio, €1,80. 1 chilo di lana italiana, anche se non mi costa niente, solo andare a lavare mi costa €2. Solo di lavaggio. Ma poi la qualità è simile? Non è uguale. Non è uguale. No, è molto peggiore. Quindi è peggiore come mano, come tatto, come tutto. Cioè bisogna fare per portarla a quei livelli là, bisogna fare delle lavorazioni che sono molto costose. Quindi per questo non vale la pena. Quindi è quasi una missione la vostra per tenere su un po' la lana italiana? Sì,
questo sì, è una missione, è una cosa, un orgoglio mio personale di poter dire o faccio le coperte con la Lana Italia, o faccio i guanciali con la Lana Italia, o faccio le trapunte con la Lana Italia. E diciamo che la creatività, per quanto abbiamo visto, compensa un po' l'aspetto della qualità, nel senso abbiamo visto delle cose veramente molto belle. Sì, siamo riusciti con determinati lavaggi, con determinati ammorbidenti, rifinizioni e cose particolari a portare un prodotto di qualità. Beh, veramente complimenti, perché così quando ci hanno raccontato che la lana è rifiuto speciale non riuscivamo neanche a crederci veramente, quindi... La lana è un rifiuto speciale, uno deve avere il camion autorizzato dall'USL per poterla trasportare. Quando uno va, cioè quando io vado dal pastore perché vado proprio nel campo a recuperarla, a prenderla e la porto a casa, cioè il camion deve essere autorizzato. Una volta che scarico il camion deve essere lavato, disinfettato, e dopo quando, cioè io ho il magazzino autorizzato, ogni anno mi vengono a fare i controlli dall'USL, dalla Comunità Europea, nella certificazione per poter tenere la lana in magazzino, e risulta, cioè, come tenere dei rifiuti speciali. Quindi complimenti per l'impresa, che ha anche di eroico da quanto sentiamo. Ascolti, com'è che vi è venuta l'idea di utilizzare anche questa lana così complicata da lavorare? Ma è sempre stato un mio pallino, perché a Padova gli antichi romani venivano a comprare la lana per farsi le tuniche. I patrizi usavano la lana della pecora padovana. A Padova esisteva una pecora qua in zona che si chiamava pecora padovana, che era una Ferrari delle pecore, perché produceva latte, carne e lana. E quindi ogni famiglia ne aveva 2 o 3. E dopo si è estinta durante la seconda guerra mondiale, negli anni 50 così, la pecora si è estinta perché nessuno più l'ha allevata, ed è un peccato, perché ci sono anche pochissime foto di questa pecora. Sì. Vorrei chiedere, in quanti siete che lavorate la lana italiana in Italia? Allora, in Veneto che ha l'autorizzazione sono solo io. Sì, questo ce lo diceva il nostro amico Leopoldo Poi Marcolongo, che è stato lui l'aggancio, che lo salutiamo perché ci ascolta sempre. La ringrazio. Un saluto, perché veramente il signor Leopoldo è uno di quelli che segue i pastori, che dà veramente un assiduo, è una persona veramente gentile e brava, e lo fa con passione il suo lavoro, cioè il suo lavoro, il suo hobby. Il suo hobby, La sì. sua passione, appunto. Insomma, diceva appunto che nel Veneto siete solo voi. Sì, i Friuli adesso so che hanno aperto un impianto appunto per fare con la lana, per fare dei fertilizzanti naturali. Poi ce ne sono in Liguria, ce n'è un altro, e a Biella ce n'è un altro. Non so se hanno le autorizzazioni, dico la verità. C'è gente giù in Puglia e nelle zone di Salerno e di Napoli che che mi chiedono anche a me se interessa la lana. A volte acquisto il Merinos, perché da noi esiste un Merinos di lana, però è solo al sud, sarebbe la Gentile di Puglia, si chiama questo, e la Sopravissana, che sono 2 tipi di pecore che sono state importate dall'Aragona, dalla Spagna ancora nel 1800 circa, e avevano fatto questa razza per migliorare la lana. Quindi lei ha una passione anche storica, sento, sul passato di queste pecore, del commercio della lana, della produzione.
Cioè è un aspetto anche culturale, no? Molto interessante della nostra tradizione. A me piace perché io ho girato tutto il mondo con cose della lana, sono stato in Argentina, sono stato in America, sono stato invitato negli Stati Uniti per promuovere la lana americana, il Merinos American in Italia e in Europa. Io ho girato tutta la Russia perché in Russia era uno dei maggiori produttori di lana Merinos e quindi l'ho girata negli anni 90 fino al 2008. Ero spesso là, ero uno dei maggiori importatori di lana dalla Russia, giù dal Caucaso, e sono stato anche in Iran, ho girato parecchio, sono stato a vedere quasi tutte le produzioni degli allevamenti che ci sono in giro per il mondo, e alla fine ho detto, i primi inizi del 2000, ho detto ma proviamo a vedere anche gli allevamenti che ci sono in Italia, se sono veramente estinti o c'è qualcosa ancora. Mm-hmm. Bene, vedo che avete anche prodotto per i mondiali di sci di Cortina 21 la coperta di Cortina 2021, no? Sì, prima abbiamo fatto i mondiali e adesso stiamo facendo con la fondazione che segue le Olimpiadi di Cortina, abbiamo fatto una coperta per loro. Cioè per le Olimpiadi anche di prossime? Sì, nel 2026. Loro è la fondazione di Cortina che segue le Olimpiadi. Noi facciamo le coperte con logo fondazione. Cioè praticamente tutti gli eventi che da adesso fino alle Olimpiadi la segue la fondazione di Cortina. L'altro giorno ci sono stati mondiali, la Coppa del Mondo femminile. Noi abbiamo fatto sia le pantofole e le copertine logate con nome e cognome delle atlete italiane. Caspita. Beh, credo che saranno state molto apprezzate perché sono veramente prodotti di nicchia, come si dice. Ascolti, se qualcuno è interessato ad avere, per esempio, quelle ciabattine, che saranno caldissime, immagino. Sì, allora, a noi quelle sono pantofole, sì, sono calde, sono normali. Poi facciamo una pantofola che è ancora più calda, tutta pelosa, e che abbiamo studiato con una tintoria che è sul bergamasco, un trattamento praticamente allo zinco che non trasmette i batteri, non trasmette i cattivi odori, è un trattamento che viene certificato in Canada, una volta fatto il trattamento sulla lana, perché si possa avere questo marchio e che la lana sia apposta, viene certificata. È veramente una pantofola che noi siamo orgogliosi. L'avevo fatta per venderla in farmacia, ma dopo ci vuole troppa burocrazia, allora quindi la vendo nei negozi tradizionali. Però è una bella pantofola. Quindi si possono trovare in alcuni negozi i vostri prodotti? Sì. Abbiamo nei negozi, cioè in montagna siamo abbastanza presenti. Non siamo presenti qua in pianura, ad esempio, ancora, con i nostri prodotti. Un pochino alla volta. Esatto, sì, siamo partiti da 4 anni fa, c'è stato anche il Covid, quindi siamo contenti dove siamo arrivati con questi prodotti. La nostra lana, vedo che c'è gente che apprezza e che valorizza ancora il prodotto italiano. Ma anche perché sento che c'è una ricerca dietro, sia a livello tecnico, diciamo, poi a livello creativo basta guardare, insomma, quindi sì, complimenti veramente. Grazie. Bene, niente, grazie per averci spiegato un po' tutto questo processo della lana che sinceramente noi non lo conoscevamo. Non conoscevamo, erano solo per gli addetti ai lavori, adesso ne sappiamo qualcosina in più. E niente, in bocca al lupo. Io ho messo l'indirizzo vostro ma avete anche un negozio spaccio nella sede oppure no? No, noi non in questo momento non siamo
per avere un negozio, cioè se qualcuno ci contatta gli diamo il negozio più vicino, se no abbiamo il nostro shop online. Ok, bene, io ho messo il vostro sito e la vostra mail, il vostro numero di telefono, chi dopo vuole contattarvi, insomma, vi contatta. Signor Paolo, grazie mille per questa chiacchierata e niente, su con la lana. E in bocca al lupo in questo caso. Grazie. Va bene. In bocca al lupo. Vi ringrazio. Sopra un balcone a fare casino, in 5 ragazzi, nessun destino. Occhi di marmo, cuore di vetro, in 2 nel tornello, dritti alla metro. Sopra ad un ponte alle 3 di notte, a bere problemi, a ridere forte. Perché la vita che è ancora più breve se pensi alla morte, pensi alle cotte. Quante ne hai avute, ma sai che l'amore non fa ricevute. Ricordi quell'anno e ricordi quel giorno in cui l'hai baciata di notte in un bosco. Noi poi ci abbiamo creduto che al mondo non c'era qualcosa più bello di questo. Rivederti adesso mi aiuta a pensare, forse il destino ci ha fatto un po' male. Forse l'abbaglio che ho visto nel tunnel era solo un modo per darmi fiducia. Non credo nel fato ma credo nel fango. Quando ci casco il tuo Dio non mi aiuta. Dentro una buca coperto di ansie che bruciano in fretta. Una sigaretta che non si spegne mai, mai. E noi ci abbiamo creduto a questo mondo che ci ha illuso più di quanto avrei voluto, avrei dovuto forse alleggerire colpe. E tu non ne hai, e tu non ne hai. E noi ci abbiamo creduto a questo mondo che ci ha illuso più di quanto avrei voluto, avrei dovuto forse alleggerire colpe. E tu non ne hai, e tu non ne hai. Casa mia aperta per i casini che non puoi risolvere senza gli amici. Stiamo in balcone pure questa sera, stappo una birra, la verso con calma, poi mischio le carte e facciamo una parta. Il vento soffia, mi chiudo la giacca, l'anima soffia, ti sento agitata. Vorrei stessi bene tipo mia Granada, quella primavera, quando il sole asciugava le lacrime in volto e un fratello comprava dell'erba da un rasta. Fumavamo la sera al ritorno, non mi chiedere il conto, ti prego dei basta. Il conto alla vita già gliel'ho pagato quando mi hai lasciato di colpo. Non mi riconosco, non ti riconosco. Vorrei solo avere un secondo, vorrei solo stare ad un porto e partire col sole al tramonto. Non mi riconosco, non ti riconosci. Vorrei solo chiederti se tu mi ascolti quando ti dico che non mi conosci, no. E noi ci abbiamo creduto a questo mondo che ci ha illuso più di quanto avrei voluto, avrei dovuto forse alleggerire colpe. E tu non ne hai, e tu non ne hai. E noi ci abbiamo creduto a questo mondo che ci ha illuso più di quanto avrei voluto, avrei dovuto forse alleggerire colpe. E tu non ne hai, e tu non ne hai. Eccolo qua, Urbania con colpe. Abbiamo Valerio. Ciao Valerio. Ciao a tutti, buonasera. Allora Valerio, che colpe avete voi? L'unica colpa di essere giovani e aver scritto questo bel brano? Sì, diciamo, quando spiego un po' il senso di quello che volevo dire quando ho scritto questo brano, lo racconto sempre come un po' una presa di coscienza che ho avuto a 18 anni quando ho scritto la canzone in un certo periodo della mia vita in cui un po' di cose stavano andando male e questo brano parla un po' della ricerca di queste colpe, cioè qual è la causa di questo male che sento dentro, chi ne è l'artefice soprattutto. E la risposta un po' che mi sono dato con questa canzone è che molto spesso cerchiamo la causa dei nostri problemi nel mondo, quindi magari nelle persone che ci stanno accanto, quando invece a volte la prima cosa da fare è pensare ai propri errori e quindi un attimo rivolgere lo sguardo verso se stessi e prima di andare a incolpare gli altri, vediamo un attimo noi cosa possiamo fare per migliorare. Quindi era un po' questo. Questa è una forma di autocoscienza in musica. Bello. Grazie. Sì, era un po' questo il senso, cioè
questo mondo ci ha effettivamente illuso più di quello che avremmo voluto, ma tu effettivamente non hai colpe. È un po' questo il testo del ritornello. Certo, un rap dolce, non so come si può chiamarlo. Rap dolce è carino e io lo definisco street pop, che quindi il pop di strada, chiamiamolo, mi piace chiamarlo così, diciamo. Ecco. Allora, intanto il gruppo Urbania, il gruppo siete in due, il duo Urbania. Urbania perché suppongo siete di Roma. Urbania, perché il nome Urbania? Il nome Urbania nasce perché noi abitiamo nel quartiere di San Basilio di Roma e la prima piazza che si incontra entrando dal raccordo verso San Basilio è quella di casa nostra, che è proprio Piazza Urbania. Ecco e un giorno abbiamo avuto, nel senso, questa intuizione. Io ho detto, ma sai che mi piace molto questo nome? Siamo noi, in effetti. E quindi è nato così. Sì, perché con Isacco voi vi conoscete fin da piccoli, insomma, no? Dagli scout, dalla parrocchia. Sì, ci conosciamo da quando siamo piccolini. Io mi diverte sempre dire che io e Isacco, prima di essere colleghi, siamo vicini di casa, appunto. È un po' questo il senso. E quindi avete cominciato da subito. Chi è che ha avuto l'idea di cominciare? Allora, abbiamo sempre suonato per conto nostro noi. Poi mi ricordo quando ero in terzo liceo, quindi quando avevo 16 anni, abbiamo iniziato a suonare cover. Quindi dalle cover indie di quel momento, quindi dal classicone di Calcutta ai Ratti della Sabina, nel senso ascoltavamo tanto di cantautorato italiano e ci divertivamo a risuonarlo, fino a che io già da un paio d'anni, in realtà, prima del progetto, avevo iniziato a scrivere i miei testi in italiano. Un giorno ho avuto appunto il coraggio, semplicemente perché all'inizio secondo me si parla solo di coraggio quando poi devi far leggere quello che hai scritto a qualcuno, no? Quindi condividere un pensiero, condividere un'idea. E una volta preso questo coraggio, una delle prime persone a cui ho fatto sentire le mie canzoni era Isacco, e ha detto: cavolo, sono belle, se ti va ci lavoriamo insieme, e da lì abbiamo iniziato a suonare insieme. E da qui, insomma, avete fatto, prima abbiamo messo su gli altri vostri brani che li avete scritti ormai quando abbiamo messo Uragano, abbiamo messo Brivido, abbiamo messo Luna Piena, insomma abbiamo ascoltato, le abbiamo ascoltate, e tutti i brani, pezzi che vi siete autoprodotti, no, ne parlavamo anche prima. Luna Piena, avete fatto un bellissimo video di Luna Piena, sembra, cioè è abbastanza molto professionale, anche se mi dicevi l'avete fatto in casa, diciamo. Sì, praticamente sì. E quelli che avete ascoltato prima, esatto, sono tutti brani che hanno ormai più di 4-5 anni e sono brani autoprodotti, registrati in cameretta, che abbiamo deciso all'epoca di far uscire per la semplice esigenza che avevamo di fare. Cioè, c'è anche un pezzo del disco che uscirà prima dell'estate, che parla proprio un po' di questo concetto. Cioè, c'è stato un periodo della mia vita in cui avevo proprio voglia di fare, e così abbiamo fatto, appunto. E mentre appunto l'ultimo brano che i radioascoltatori hanno sentito è invece Colpe, che è il nostro nuovo singolo, questa volta non autoprodotto ma prodotto insieme ad Emiliano Bonafede, e con cui stiamo appunto portando avanti questo nuovo percorso. Sì, c'è tutto un lavoro qui che vi danno una mano, vedo, leggo, no, registrato presso il Cubo Rosso Studio, e quindi ci sono anche degli strumentisti che vi hanno dato una mano. Voi su questo brano Colpe cantate e hai scritto tu il brano e anche la musica insieme a Isacco, e insomma,
la esponete, la cantate mentre vi siete appoggiati ad altri strumentisti, no? Sì, abbiamo collaborato con Matteo Pezzolet per la registrazione del basso, con Mattia Leoni per la registrazione della batteria, Tommaso Vinelli alle tastiere e il resto dell'arrangiamento invece siamo riusciti a portarcelo a casa tra di noi. Com'è lavorare così in gruppo, cioè da un lavoro diciamo artigianale fatto in casa a un lavoro più professionale, insomma, ci si diverte? Sì, per come la vedo io è semplicemente stupendo, cioè io farei questo tutto il giorno, tutti i giorni, e è bellissimo confrontare, magari perché poi appunto io non essendo un batterista, però avendo in mente delle batterie, mi capita magari appunto che scrivo una batteria e poi però nel momento in cui la vedo con Mattia, ad esempio con il nostro batterista, quell'idea prende, no, un sound, forma. Esatto, una forma che magari non avevo chiara nella mia testa. Quindi no, è bellissimo lavorare con altri professionisti e niente, è prezioso perché poi al di là del rapporto professionale è bellissimo anche coltivare un rapporto umano, no? Poi con le persone con cui lavori. Quindi forse ho già detto troppe volte che è stato bellissimo. Complimenti, vuol dire che ti emoziona, che sì, la partecipazione quindi è il trasporto, no? Non vedo l'ora di ricominciare per chiudere appunto questo disco. Ma e di questo colpo fate un video? Avete già in mente? Sì. No, no. In realtà non faremo un video di colpe, però diciamo mi hai colto sul fatto perché proprio domani stiamo andando a 1 oretta e mezza da Roma, dove abbiamo affittato una casa per girare un videoclip di uno dei pezzi del disco. Quindi sì, uscirà un video. Avevo già visto io in lontananza che c'era questo. E c'è pure la valigia con i vestiti dietro. Ascolta, per suonare avete già delle date per uscire insomma con questo colpo e far sentire dal vivo? Allora, purtroppo ancora no, stiamo cercando però di fissare una data entro fine maggio quantomeno su Roma, quindi ci stiamo lavorando perché non volevamo, stiamo cercando di fare una data, diciamo un piccolo gradino in su rispetto alle classiche date che abbiamo sempre fatto. Sì. Ascolta, dopo di colpe state già lavorando per qualcosa di più completo, no? Sì, a metà del prossimo mese, ancora data da definirsi, uscirà il secondo singolo e a seguire l'EP. Ok, che sarà... E poi dacci qualche anticipazione, dai. È segreto, ancora segreto o è già formale? Qualche anticipazione larga neanche la posso dare, cioè stretta volevo dire, perché ad esempio il titolo del disco ancora non ce l'abbiamo e sappiamo che è composto da 4 brani, sappiamo quali sono questi brani, li stiamo finendo di registrare, però alcune cose ancora ci mancano, per questo mi sta tenendo vago. Ad esempio sulla data dell'uscita dico prima dell'estate, perché sicuramente dai un po' di sana scaramanzia. Sì, no, infatti. Vabbè, la fase di creatività questa è, lo sappiamo, però almeno qualche tema, qualche emozione, dai, dici qualcosa. Ma dicevo, il disco è composto da colpe, è composto da un brano che parlerà di quel tema che dicevo prima, quindi della voglia di fare, della fame di vivere, e poi abbiamo un'altra canzone che parla invece un po' più del quartiere, insomma tante cosine carine, quello che credo io che le ho scritte. No, va bene, ma lo stile musicale è sempre questo che abbiamo ascoltato in quest'ultimo brano? Questa street pop? In alcuni pezzi c'è meno rap, in altri stessa cosa, quindi magari strofe rappate, ritornelli melodici,
Però sì, diciamo, l'impronta è questa del rap suonato, se lo vogliamo chiamare così. Va bene. Beh, complimenti per la passione che veramente sprigiona dalle tue parole, è molto bella. No, ma si sente esatto che uno gli piace, due sei contento di fare questa attività, no? Si sente e anche noi lo vediamo, anche questa tua piacevolezza, diciamo, della musica che hai incontrato. Grazie, grazie mille. Va bene, Valerio, ascolta, grazie mille. E in bocca al lupo. In bocca sì, tante belle cose. Quando farai gli altri brani noi lo sapremo perché c'è Agnese che vi comunica tutto. Ci racconta tutto. Esatto, che ci racconta tutto. E niente, in bocca al lupo e grazie insomma per averci fatto sentire questi brani. Insomma. Grazie mille a voi, buona serata e buon proseguimento. Bravo, complimenti a te e al tuo collega. Grazie. Ciao. Ciao, grazie Valerio, ciao. Ciao. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi potessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarmi che il nostro amore appena nato è già finito. Eccoci che rientriamo in studio, i microfoni accesi, sì. Allora, rientriamo perché Dobbiamo parlare di una cosa importante. di due cose importanti. Allora, sabato questo, come associazione assieme al Comune di Cavallino Tre Porti, abbiamo organizzato il omaggio a Milva. Eccolo qua. Stavo cercando la locandina, un omaggio a Milva con ospite sarà Giovanna, cantante amica anche di Milva negli anni 70, e al Sala Teatro Cormorano, qua a Cassavio, ingresso gratuito, però venite prestino perché ho già visto anche qua, prenotami 20 posti, 5 posti, 10 posti, quindi venite presto e potete assistere a un bel concerto perché io l'ho sentito, l'ho visto, è proprio un bel concerto di 1 ora e un quarto con una musica stupenda che ha Giovanna e che canta Milva, poi canterà anche delle altre sue canzoni. L'abbiamo sentita lo scorso lunedì che ce ne ha parlato e quindi sabato 18 marzo 20:30 Sala Teatro Cormorano a Cassavio, Cavallino Tre Porti in provincia di Venezia. Venite, è gratuito, quindi un concerto gratuito, no? È sempre una buona cosa. Poi
Rossella? Poi, no, scusate, tolgo soprattutto. No, vabbè, perché è una cosa Vabbè. molto più Sì, lunga, no? molto, Perché sì, dura un'intera esatto. settimana. Ecco, ci Esatto. sarà il primo Festival dell'Ambiente a Cavallino Treporti, e un festival molto articolato. Sì, che si va. Allora, il festival si chiama Energie e Sinergie per l'Ambiente, perché vogliamo far conoscere le varie possibili energie, le sinergie anche fra associazioni o fra attività, fra gruppi, fra industrie che possono dare una mano all'ambiente. Questo ormai. Il programma è un programma intenso di tutta la settimana, collaborano varie associazioni della zona, come vedete adesso metto anche gli sponsor, perché senza questi non si riesce a fare granché. Tra gli sponsor c'è anche il patrocinio e anche il contributo del comune di Cavallino Treporti, del nostro comune, e più le varie ditte che chi vede su YouTube sta guardando. E incominciamo con lunedì 20, vediamo anche di allargare, vediamo se riesco il manifestino, la locandina. Lunedì 20 con una bella serata all'aria aperta. E il titolo è E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Voi che siete professori, no. Cos'è l'ultimo pezzo della Divina Vabbè, Commedia, no? esatto. Esatto. E quindi, poiché lunedì è la giornata internazionale della felicità, vedere le stelle ti crea felicità. Beh, anche la Assolutamente giornata, coerente. sì. E anche la giornata mondiale del passero, vedo qua sul calendario delle giornate. Ecco, ciao, di notte il Quindi, passero. Il passero dorme, per quello che so io. vabbè, dai, era per citare l'altro, il passero solitario. L'altro grande, va bene. Visto che eravamo andati sulla Sulla scia letteratura. pedagogica. Va bene, con noi ci sarà Luca Zaggia di Veneto Stellato e Claudio Forieri, astronomo, che ci racconterà, ci faranno vedere le stelle, lo spettro luminoso e il perché dell'inquinamento luminoso che in questi anni, anno dopo anno, cioè, non nonostante ci permette di vedere esatto, questo bellissimo stelle. firmamento. Martedì 21, giornata mondiale della poesia. E anche del legno. E del legno. Sì, ma in effetti è la giornata mondiale della poesia, del legno Ci e delle sta. foreste. Esatto. Quindi parleremo di alberi e presenteremo una linea guida che ha fatto il nostro comune, il comune di Cavallino Treporti, sulle potature degli alberi. Anche questo sarebbe un bel tema da parlare, perché vediamo come non mai il disastro sugli alberi quando vengono potati in una maniera veramente incresciosa. Puzzature. Esatto. Mercoledì 22, giornata mondiale dell'acqua. Parleremo delle comunità energetiche, da qui anche dall'acqua si crea energia, e quindi questo problema delle comunità energetiche che si stanno creando, però mancano ancora i decreti attuativi e quindi sono un po' in impasse, un po' fermi sulla modalità della creazione. Ne parleremo con qualcuno che ha già creato la comunità energetica in effetti ai CAR di Reggio Emilia. Parleremo con Luigi Di Prinza del CER delle Vignole, dove c'è un bel progetto anche qui di recupero dell'energia. Insomma, mercoledì, anche mercoledì ci sarà una bella serata. Giovedì 23, giornata mondiale della meteorologia, e non potevamo che non chiamare uno dei più grandi meteorologhi e divulgatori ambientali, che è Luca Lombroso, che viene a trovarci, ci racconterà anche del suo ultimo libro, Attenti al meteo, tornado, alluvione e grandine e saette. Quindi avremo una serata al centro civico di Cassavio con Luca Lombroso. Avremo anche un collegamento che ci farà un saluto a Luca Mercalli da Roma, visto che è la giornata mondiale della meteorologia, e quindi anche questa sarà una bella serata da trascorrere, come sempre gratuitamente. Le serate del festival sono
gratis, e non solo gratis, perché mezz'ora prima del festival noi faremo anche un aperitivo, daremo un apericlima, ecco qua, si chiama un apericlima. E cioè, spiega bene cos'è Niente, questa cosa? un aperitivo Con le nuvolette sopra? con le nuvolette, sì, molto leggero, non tanto Quasi alcolico. impalpabile. Passiamo a sabato, che qui chi sta vedendo il video può trascriversi il numero di telefono, perché sabato 25 alla mattina avremo un corso di cucina, come valorizzare gli avanzi del cibo e quindi energia del cibo, con Maddalena Bolognesi, che Rossella è una nostra amica di Radio È una Nostra. nostra cara amica della radio e ogni tanto ci delizia con dei suggerimenti, delle ricettine, tutto sempre molto semplice, molto sano, molto anche invitante, però, anzi la chiameremo quanto prima di nuovo. Ecco, qui potete vedere i numeri di telefono per prenotare, perché il corso di cucina non è per molte persone, è un po' un numero chiuso. E poi ci sarà anche un altro nostro amico di Radio Nostra, Michele Dotto, con il suo spettacolo Questa te la potevi risparmiare, Energia, uno spettacolo teatrale e di conoscenza anche, come fa Michele Dotti sul problema energia, questo al Teatro Comunale di Cassavio, Cavallino Treporti. Alla fine dello spettacolo teatrale con Michele Dotti ci sarà la premiazione abbiamo indetto un concorso per le scuole di Cavallino Treporti su dei racconti racconti sul mio pianeta che cambia, quindi ci sarà anche la premiazione di questo bando che abbiamo fatto per le scuole. Domenica 26 c'è una pedalata, ovviamente, energia creata Inevitabile. a pedali, esatto. Con noi ci sarà La Galvani. Ci sarà con noi anche Alberto Fiorin, anche lui amico di Radio Nostra, viaggiatore, scrittore in bicicletta. Sarà con noi, ci racconterà un po' di fasi, le sue avventure in bicicletta, ma non solo. Lungo il percorso che da Cavallino va a Punta Sabbioni toccheremo delle aziende un po', diciamo, interessanti dal punto di vista ambientale e non solo, e quindi andremo a fare una visita a queste ditte. Alla fine, arrivati a Punta Sabbioni, alla sede del Vento in Tasca, ci sarà un pranzo, il pranzo condiviso, che sarà, non aspettatevi il pranzo dei Doforni, ma comunque un pranzo, insomma, per stare in compagnia. Energetico. Ci sarà un contributo per il pranzo, questa è una bella cosa che abbiamo pensato. Aspetta che risistemo il manifestino intero, che così si può rivedere. Ecco qua. Per il pranzo, allora il pranzo c'è un contributo, mi pare, di 7 o 8 euro. Per chi viene senza stoviglie, chi si porta le stoviglie al pranzo gratis. Bella, no? Bello, mi piace. Appunto, Bravi. per non creare rifiuti, uno si porta a casa le stoviglie, se le riporta via, dopo se le ripulisce e tornano nuovamente Utilizzabili, quindi niente plastica, esatto. Niente schifezze, niente cose che non si possono riciclare, eccetera. Ecco, questo per quanto riguarda questo primo festival delle energie e sinergie. Vi rimetto i numeri di telefono per prenotare sia la biciclettata per il pranzo sia per il corso di cucina, che sarà un corso di cucina sabato, la biciclettata e il pranzo domenica, e quindi vi aspettiamo a Cassavio, al centro civico.
Gianluigi, puoi dire il numero per chi ci sta ascoltando e non vede il video? Allora, sì, è il 347 086 0277, un SMS, questo per quanto riguarda la prenotazione del corso di cucina. Mentre per la biciclettata il 335 74 68 399 e vi prenotate per la biciclettata e per il pranzo condiviso. Comunque andate su climat.it, c'è tutto il manifesto, ci sono tutte le spiegazioni, quindi ci sono i numeri di telefono e quindi non è difficile. Seguite anche il sito di Radio Nostra, perché Radio Nostra è partner del Media media partner, partner del festival. Troverete anche lì le informazioni e quindi insomma non è difficile. Quindi anche su Facebook? Anche su troviamo Facebook, qualcosa? sì, certo. Ok. Andate sulla pagina Facebook di Climact, mettete anche mi piace, iscrivetevi, seguite la pagina. Là ci sarà tutto, anche lì ci sarà giorno per giorno si ricorda l'evento che ci sarà ogni giorno, quindi insomma venite. Abbiamo fatto... Gianluigi, è una diretta lunedì da quelle parti? Si riesce a fare? No, non si riesce a fare perché siamo sotto le stelle. In effetti, siamo venati con le stelle. bravo per aver detto questo, perché lunedì prossimo non ci saremo, siamo impegnati col festival e quindi è difficile. Avevo pensato, ma diventava complicato il discorso di fare le dirette durante però il qualche festival. contenuto, qualche intervista, no? Qualcosa Sì, durante dopo, la settimana, poi certo, dopo Si raccoglie e si può mandare magari in differita, come si dice, no? sì, dopo faremo, vedrete, Faremo anche un per chi si qualcosina. collega anche su YouTube, metteremo anche immagini, insomma, mostreremo anche il festival sulla rete. E mi pare che abbiamo detto tutto, non ho più bene, voce. sì. Sì, hai Sono detto- molto e allora vuol dire che abbiamo detto tutto se non hai più voce. Sì, suona tutto molto affascinante, quindi ognuno di noi magari avrà le sue preferenze per un tema o per l'altro, però credo che sia tutto molto interessante. Personaggi, molti appunto, come ricordava Gianluigi, sono amici già della radio, abbiamo avuto occasione di sentire per esempio anche la grande capacità comunicativa di Michele Dotti, che non a caso lui si definisce educatore. Esatto. E che in effetti è una definizione che gli sta proprio bene così. Allora abbiamo speso E quelli tante... che non sono già amici magari lo lo diventeranno. diventeranno. Esatto. Dicevo, abbiamo speso tante energie per prepararlo, visto che si chiama Energie e Sinergie, quindi venite a ricaricarci abbiamo bisogno delle ricariche ed essere in sinergia con tutti voi. Vi aspettiamo allora la prossima settimana, salteremo la puntata del Giro del Mondo in 80 giorni e ci risentiremo lunedì prossimo. Rossella, per te è un compito, fai tante foto così poi le vediamo tutti insieme su qua, ok? Ci provo. Ci proverà. Va bene, ciao a tutti, vi aspettiamo. Ciao a tutti, serata. grazie. Ciao. Sui social Facebook e Twitter e sul sito www.radionostra.gmail.com. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm not good without you? Take my lips, I want to